Partiamo questa settimana con due report realizzati dall'Ufficio Studi della CNA. Riguardano uno il settore del turismo e l'altro il settore degli appalti, che è stato presentato proprio nell'ultimo fine settimana. Partiamo dal turismo, dove avete evidenziato qualche possibile novità in vista della prossima stagione e utilizzando la rete avete scoperto che il numero dei turisti stranieri continua ad aumentare, con una puntualizzazione: i turisti stranieri che prima coprivano più mesi nelle loro vacanze nell'isola adesso si stanno concentrando esclusivamente sui 3 mesi estivi. Sì, nel nostro report affrontiamo un po' il tema del turismo, lo facciamo con una chiave anche nuova, per la verità utilizzando uno strumento che dà indicazione un po' sulle tendenze, sulle prospettive che riguardano gli arrivi, utilizzando appunto la rete. Quindi le manifestazioni e quindi le ricerche che riguardano l'interesse degli utenti a una ipotetica vacanza in Sardegna. È uno strumento che si sta affermando, che è affidabile e che è in grado di dare appunto una lettura in anticipo su quelle che saranno le tendenze e poi anche gli arrivi. E dal report, come lei segnalava, verifichiamo che c'è un interesse assai significativo per la regione Sardegna e nei prossimi mesi, in termini di stima, sono attesi un volume, diciamo, di presenze e di arrivi che a grandi linee è allineato a quella stagione che è andata assai bene dello scorso anno, più 0,1%. Dal report segnaliamo anche come rispetto a questo interesse c'è un dato che in qualche modo preoccupa, perché la componente internazionale concentrerebbe quindi il suo interesse nei mesi estivi e non in quelli, come dire, di spalla, che sono quelli che tradizionalmente hanno visto questa componente offrire un contributo molto forte al processo di destagionalizzazione. Ovviamente speriamo che queste tendenze non si confermino. Occorre segnalare, lo facciamo nel report, che si tratta di stime e in questa condizione effettuare delle stime oggettivamente è un po' azzardato. Proponiamo anche delle chiavi di lettura che tengono conto dell'andamento di tutti quegli elementi di criticità, di ciò che avviene su quadranti territoriali, le guerre, il Medio Oriente, l'energia, il costo del trasporto, e quindi ci auguriamo che l'insieme di questi elementi di criticità ovviamente chiudano questa fase di confusione e di incertezza e finalmente ovviamente si possa dispiegare e aprire una stagione che si annuncia, al netto di questi problemi, positiva. La chiave di lettura del vostro report è stato Google, quindi voi avete verificato quello che è il movimento. Tutto sommato, considerando la situazione geopolitica, l'aumento vertiginoso del costo dei carburanti, è anche una chiave ottimistica la vostra. Ottimistica, e proponiamo ovviamente diversi scenari. Uno che è quello che per la verità si è già concluso, riguardava la condizione generale rispetto alle ostilità e alle aree di guerra del Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz e così via. Quindi si stima, e non lo facciamo solo noi, che nel caso queste condizioni di guerra permanessero fino per esempio al 31 giugno, noi ci ritroveremo, il nostro sistema economico si ritroverebbe ad assorbire un incremento dei costi sul fronte dell'energia, dei trasporti e dei carburanti nell'ordine del 60%. Se questa condizione permanesse fino a dicembre, avremo, da un punto di vista dei fenomeni inflattivi e di aumento dei prezzi, uno scenario devastante con un incremento del 133%. La nostra analisi, quella di cui parlavamo prima, ovviamente è un riferimento a condizioni in cui cessino da subito questi elementi di caos, di incertezza e di turbolenza, perché diversamente la stagione, che pure si annuncia positivamente, ci ritroveremo in una condizione assai critica che oggettivamente oggi non vogliamo considerare.
La scorsa settimana il vostro settore, quello dell'artigianato, legato al mondo dell'autotrasporto, ha chiesto al ministro Salvini un intervento che a questo punto, considerato quello che ha detto in televisione, che ha detto alla stampa, vi verrà incontro. Sì, queste sono ovviamente le aspettative positive, perché peraltro rispetto anche a un'annunciata manifestazione, uno sciopero generale di 5 giorni di tutto il settore dell'autotrasporto, sono arrivati segnali confortanti da parte del Ministro e dalla Presidenza del Consiglio, e quindi ci auguriamo tutti che vengano messi in campo strumenti compensativi che consentano al settore di poter scavallare e superare questa crisi che è tragica e che è drammatica, e che non consente alle imprese di trasporto ovviamente di fare uscire i mezzi, siamo a questi livelli, perché mancano le condizioni di remuneratività. Analoga sollecitazione il sistema datoriale isolano ha rivolto alla Presidente della Regione, perché nella manovra adesso di assestamento del bilancio anche la Regione concorra a creare condizioni che consentano al sistema produttivo di assorbire questa fase particolarmente critica. Adesso veniamo al report del fine settimana sul mercato dei bandi di gara in Sardegna. Voi avete fatto un'analisi che copre dal 2021 al 2025 e avete fatto molte scoperte interessanti, qual è stata l'influenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che addirittura è andato a coprire, vedendolo in modo generalizzato, il 50% della spesa per le opere pubbliche. Sì, il report compie un monitoraggio di quanto accaduto da un punto di vista delle aggiudicazioni delle gare d'appalto nell'ultimo quadriennio ed estrapola e indica qual è il contributo del concorso che il PNR ha fornito, e quindi parliamo negli ultimi 4 anni di circa 11,5 miliardi, che è la torta complessiva, il valore complessivo delle aggiudicazioni. Di queste 5,1 miliardi riguardano gare aggiudicate riferibili al PNRR, quindi siamo di fronte a un numero di gare intorno al 10%, ma dal punto del valore il contributo supera il 46%, quindi il contributo del PNRR, come sapevamo, è assai significativo rispetto alla fase espansiva del ciclo positivo che noi abbiamo vissuto negli ultimi 4 anni. Rileviamo anche come il sistema è riuscito, e questo è un dato positivo, a gestire la quasi totalità delle gare che dovevano essere aggiudicate, quindi oltre il 97%. È un dato che commentiamo positivamente, perché significa che il nostro sistema ha anche le capacità, le competenze e l'organizzazione che consente di gestire anche processi assai complessi, quali sono appunto le gare sono le gare del PNRR, questo grazie anche ai processi di semplificazione che da un punto di vista amministrativo il PNRR ha introdotto. Segnaliamo, se dovessi fare una annotazione, come una percentuale solo pari al 3%, quindi 176 milioni su 5,1 miliardi, è la quota che è stata aggiudicata dalle imprese sarde. Ora, noi sapevamo che la tipologia delle gare non era certo quella che consentisse, come dire, un recupero da parte delle nostre imprese, al contrario, anche perché sappiamo bene che comunque sulla torta complessiva degli 11,5 miliardi l'aggiudicazione delle nostre imprese è al di sotto del 20% in termini di valore. E quindi, se dovessimo, il risultato finale e le considerazioni, l'insegnamento che possiamo trarre dalla lettura del nostro report è che abbiamo fatto passi in avanti nella gestione della spesa, molto rimane da fare, questo è un lavoro su cui bisognerà concentrarsi nei prossimi anni per fare in modo che questa spesa poi si tramuti in lavoro, in crescita delle competenze, in ricavi e reddito per le nostre imprese. Quindi è un cantiere che deve essere oggettivamente attenzionato ed è un ambito e un campo di lavoro che riguarda le istituzioni e anche i sistemi associativi per far crescere e consolidare il nostro tessuto produttivo. 2 dettagli: c'è un anno, il 2023, con il numero più grande di gare, 189, contro per esempio le 14 del 2021.
Sì, questo dipende dalla varia, negli anni, scansione, e quindi abbiamo delle annualità in cui inevitabilmente c'è stata una forte accelerazione nel far uscire le gare e ovviamente aggiudicarle, e poi inevitabilmente ci sono stati degli anni in cui questi processi, anche rispetto ovviamente agli impulsi e alla programmazione delle gare, sono gare di importo assai rilevante, per esempio Tirrenia Link, Sacoi 3, di importi di miliardi, e questo ovviamente dipende anche dalla programmazione che veniva fatta a livello, diciamo, nazionale, e che hanno inevitabilmente gonfiato negli anni di riferimento la spesa. Quindi la spesa maggiore si è avuta per Abbanoa, per Tirrenia Link e per l'ANAS. La spesa maggiore si è avuta soprattutto per la missione 7, come indichiamo, Repower EU, ed è quella ovviamente relativa alle reti infrastrutturali di tipo energetico, Tirrenia Link, Sacoi 3, e poi ovviamente gli altri grandi lavori. C'è una parte anche di spesa, chiamiamola così, più spicciola, che ha interessato i comuni nella realizzazione degli asili nido e in tutte quelle opere, diciamo, di importo più piccolo, ma ovviamente il contributo delle grandi opere è di importo rilevante, di centinaia di milioni di euro, è stato quello che ovviamente descriviamo nel rapporto. In fase di elaborazione, legato a quest'ultimo report, un nuovo studio che riguarda l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli ultimi anni sul prodotto interno lordo della Sardegna. Sì, da questi dati faremo un'analisi più compiuta nel rapporto che presenteremo, diciamo, nei prossimi giorni, ma l'impatto, come segnaliamo nel report, perché ci avviciniamo a quasi la metà delle gare che sono già state aggiudicate in termini di importo negli ultimi 4 anni, il PNRR è significativo, eccezionalmente alto. E quindi sapevamo, saremo più puntuali appunto nel rapporto delle costruzioni, il settore adesso è atteso a una fase che non sarà più quella straordinaria e eccezionale che abbiamo vissuto nel quadriennio precedente, fortemente espansiva, perché il combinato disposto degli investimenti del PNRR e del superbonus stanno andando inevitabilmente a scemare, e quindi c'è una fase di riflusso che dovrà inevitabilmente essere sostituita da azioni e strumenti se si vuole ovviamente mantenere il settore in una condizione, diciamo, di sostenibilità, anche perché le cose da fare da un punto di vista dei ritardi infrastrutturali sono tante, e quindi oggettivamente ci auguriamo che nei prossimi anni, anche e soprattutto per quanto attiene ai processi di riqualificazione del costruito, ricordiamo dovrà essere messo in piedi e attuato il piano nazionale che all'interno della direttiva quadro europea dovrà ovviamente stabilire tutti gli obiettivi, anche le risorse che dovranno andare a riqualificare il sistema degli edifici pubblici e residenziali a consumi a impatto zero rispetto ovviamente agli obiettivi che abbiamo preso a livello comunitario. In chiusura, segretario Porcu, la situazione è difficile a livello di bilancio e di cassa dello Stato italiano, fino a che punto può influire su tutta questa progettazione di riqualificazione delle costruzioni in Italia e nel nostro caso particolare nell'isola? Ma il sentiero è molto stretto, peraltro i dati che stiamo commentando in questi giorni, il ministro Giorgetti ha dato una rappresentazione assai cruda della condizione generale, e il fatto stesso che l'Italia rimanga all'interno di un meccanismo, chiamiamolo così, di infrazione, e quindi non siamo usciti, questo inevitabilmente crea un sentiero ancora più stretto e creerà condizioni assai meno significative nell'azione del governo, nella possibilità di poter mettere in campo risorse in termini, diciamo, espansivi. Quindi un sentiero molto stretto, ci attendiamo anche dall'Unione Europea, data la situazione di crisi, è una richiesta che lo Stato italiano insieme a altri paesi europei stanno muovendo in maniera tale che si creino le condizioni per poter assicurare agli Stati
condizioni di investimento che consentano ovviamente di scavallare questa che è una crisi che si annuncia assai complicata, soprattutto se non dovessero cessare le ostilità in quella zona del mondo, il Medio Oriente che abbiamo commentato prima, e qui sta tutto l'elemento, diciamo, il crinale, l'elemento di difficoltà che l'economia mondiale e inevitabilmente continentale, inevitabilmente italiana e sarda si trovano davanti nei prossimi mesi.